perché la scelta nel consiglio di amministrazione di Giampaolo Gobbo? Perché va bene. Lapidario come sempre, il presidente Dino De Poli, raggiunto telefonicamente il giorno dopo le nuove indicazioni ai vertici di Fondazione Cassamarca. La scelta dell'ex sindaco di Treviso nella stanza dei bottoni di Caspineda assume sempre più una sorta di passaggio generazionale in vista della scadenza del suo mandato, fissata per il 2018. Se non va bene Gobbo, chi dice che va bene? Ma l'ha scelto perché gli ha dato una mano nei momenti di difficoltà? L'ho scelto perché è una persona che vale la pena adoperare, usarla bene. Grande capacità di mediazione ma anche vista lunga sui diversi scenari, da quello politico a quello economico. Gobbo da strumento di De Poli potrebbe presto diventare il nuovo numero uno della cassaforte trevigiana. Con lui nella possibile eredità dei progetti del presidentissimo, non a caso la segretaria di De Poli. Anche questa è una designazione carica di polemiche. A me segretaria non è più segretaria. Cioè è un membro a tutti gli effetti del consiglio di amministrazione? Sì, adesso sì. Perché questa scelta? Perché va bene, è preparatissima. Perché va bene? Scelte commentate con freddezza dal sindaco Giovanni Manildo, in particolare per Giampaolo Gobbo. Non so, non sai queste robe, mi faccio più che ritieni giusto fare e amen.